Il progetto è molto ambizioso, però deve essere effettuato subito a partire appunto dalle squadre di calcio, soprattutto per i giovanissimi, perché deve essere insegnato loro il rispetto e come si vive assieme e si collabora anche per la vita futura. Purtroppo la violenza è un'attualità, è un argomento che viene sempre discusso, che viene appunto adesso preso in mano e anche dal punto di vista normativo cerca di essere regolato, però non è solo questo, bisogna fare dell'altro e grazie al gruppo Polis oggi si inizierà un nuovo percorso in questo senso. Sono assolutamente convinto che lo sport sia e debba essere uno strumento importante a disposizione dei giovanissimi e delle loro famiglie per crescere in maniera più corretta e opportuna. La presentazione oggi del progetto Equal Play evidenzia che non possiamo dare per scontato nulla, quindi anche nello sport, che dovrebbe essere un ambito di somministrazione, se vogliamo, di giusti valori, dobbiamo comunque cercare di mantenere l'attenzione per quello che è la giusta crescita dei nostri giovanissimi. E oggi si parla ovviamente di contrasto alla violenza di genere, è un problema di cui lo sport non è immune, ahimè, però insomma è un tessuto su cui a mio avviso si può lavorare molto bene e quindi progetti come questo sicuramente sono utili per dare degli strumenti a tutti gli interlocutori, quindi allenatori, istruttori, alle famiglie, e farli fruire ai nostri giovanissimi in maniera che crescano nella maniera più corretta e opportuna. Per contrastare la violenza di genere bisogna lavorare molto sulla prevenzione, quindi non solo sulla protezione quando il danno è già stato purtroppo compiuto, ma lavorare con le giovani generazioni anche nel mondo del calcio e dello sport in generale, perché la violenza, le discriminazioni e i comportamenti non rispettosi purtroppo si riscontrano in tutti gli ambiti della vita. E anche quello sportivo va quindi educato e accompagnato verso atteggiamenti di rispetto, di inclusione e comunicazione non violenta e attiva. E questo progetto Equal Play ci permetterà di lavorare con i giovani atleti, le atlete, i dirigenti, gli allenatori e le famiglie per creare proprio una rete intorno ai bambini e alle bambine che li aiuti a crescere con i valori del rispetto e dell'inclusione. In Lega Dilettanti noi crediamo che il calcio possa essere uno strumento, anzi debba essere uno strumento per diffondere i giusti valori. Noi abbiamo circa 1.150.000 tesserati che rappresentano appunto quasi un quarto del CONI e vogliamo appunto mandare i giusti messaggi a questi stati, perché ricordo che il 70% di loro sono ragazzi under 18, dunque veramente sentiamo forte la responsabilità verso le nuove generazioni e verso temi come la violenza di genere. Una cultura del rispetto, dell'accoglienza e dell'inclusione delle diversità. Il mondo del calcio è sicuramente ancora per la maggior parte maschile, i ruoli, le figure dominanti sono maschili, ebbene si stanno aprendo le porte anche al femminile e il femminile vuole esserci, il femminile vuole gioire di questa possibilità insieme agli uomini e far capire che anche noi abbiamo questa stessa medesima passione e non vogliamo essere di retrovia. Perché è importante? Perché così come le donne stanno entrando nel mondo della scienza sempre di più, in maniera sempre più significativa, si dice nell'area STEM, altrettanto vogliamo saper fare nel campo dello sport.